Non ci sono squali che tengano e nell'oceano della A2 la De Longhi è come un pescatore spietato capace di domare qualsiasi attacco di predatore. Chiedere per conferma ai Roseto Sharks, spazzati via con un perentorio più 17 al Pala Verde in una gara mai in discussione per gli uomini di Max Menetti alla 9ª vittoria consecutiva. E Treviso può anche permettersi un Logan a mezzo servizio se può contare sui servigi di Barnett, Imbrò e Severini, i tre migliori in campo. Partenza a razzo nel primo quarto, poi controllo della gara grazie a difesa e canestri. Qualche cedimento soltanto nel finale, ma giusto per rifiatare. L'88-61 finale certifica il ruolo di migliore in A2 dopo quella fortitudo che ieri ha agguantato l'attesa promozione in A direttamente sul campo. Il Treviso dovrà sudarsela ai play-off, ma la squadra così sembra una corazzata con pochi punti deboli, anche se Montegranaro non molla, appaiata al secondo posto con la De Longhi.